ragazzi, siamo qua per la quinta creazione collettiva. Tutto è cominciato con un gioco, come se fosse un gioco, sta diventando una cosa seria, ma per carità rimaniamo sul gioco. Siamo qua per giocare, per divertirci. Contrariamente alle altre volte non facciamo pareti perché andiamo oltre e andremo a fare delle opere d'arte su pannello, ma soprattutto degli oggetti. Quindi ho scelto questo che è un oggetto che c'è a New York, la polizia di New York lo usa per fermare la gente, molto fuori tema, molto particolare. Dei manichini, qui ne abbiamo un esempio e ne faremo diventare delle lampade. Questo oggetto lo porteremo al MADE, quindi avrete anche voi la vostra pubblicità al MADE quando verrete a trovarci. Niente, come al solito mi raccomando, spirito libero, seguite il vostro istinto, fate quello che volete, è una creazione collettiva, quindi dateci dentro, buon lavoro. Abbiamo fatto dei lavori spettacolari seguendo l'istinto. Tu sei stato bravissimo, ma qui abbiamo i nostri maestri che abbiamo già visto altre volte. Daniele, che lo conosciamo da mo', il grande Juan, alla Spagna. Avete tutti fatto un lavoro spettacolare, complimenti. Complimenti anche alla creazione numero 5, l'abbiamo portata a posto. Bravo, bravissimo, bravo. Allora la prossima, il nostro pittore, eccolo qua, artista, bravissimo. Allora io lui l'ho lasciato per ultimo perché per me merita il numero 1 con questa ruggine, con questa lamiera arrugginita, bravo, un applauso. Ci vediamo alla creazione collettiva numero 6 quando avremo modo e voglia di rifarla. Grazie ancora a tutti.